Siamo con Roberto Marcato, nel weekend c'è stato il congresso della Lega a Padova, ecco, facciamo il punto di questo congresso, ma soprattutto ci saranno dei cambiamenti al vertice del partito? Ma intanto è stato un congresso molto partecipato, devo dire con grande entusiasmo, ci voleva. Matteo Salvini ha rilanciato la politica della Lega anche in chiave nazionale e questo i militanti se l'aspettavano. Sui vertici del partito lui ha detto ieri in congresso che ci sarà una nuova segreteria politica che tra l'altro si occuperà anche di chi è stato ingiustamente espulso negli ultimi anni e questo è un bel segnale di attenzione nei confronti della base. Per le regionali 2015 è già stato scelto un candidato, non ci saranno quindi le primarie? Sì, per i militanti della Lega, per il sottoscritto e credo anche per molti altri dirigenti, il nome di Luca Zaia era un nome assolutamente scontato. Uno, perché ha fatto benissimo in questi 5 anni. Ricordiamo solo gli ospedali aperti di notte pur di ridurre le liste d'attesa. Ricordiamo che la sanità veneta è diventata il punto zero per tutta la sanità italiana e quindi è il punto di riferimento. Le opere cantierizzate, insomma ha fatto davvero bene, è una persona per bene che non è stata minimamente toccata dagli scandali degli ultimi mesi, per cui insomma se vogliamo farci del male possiamo fare anche le primarie, se vogliamo vincere di nuovo e ritornare a governare il Veneto, Luca Zaia è l'unica risposta.